Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Baisan, indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi, il capitano del veliero di lusso affondato nel Palermitano. A breve potrebbero esserci altri indagati. In settimana le autopsie delle vittime. Era in fuga in auto il commerciante arrestato per tentato omicidio nell'Agrigentino per aver sparato al giovane che prendeva in giro il cugino disabile. Il ferito rischia di perdere l'uso delle gambe. Lo sciopero dei fedeli scuote la diocesi di Piazza Armerina, la protesta contro i sacerdoti legati a Don Rugolo, condannato per violenza sessuale aggravata sui minori. Potrebbe allargarsi e ripetersi in altre parrocchie. Corsa clandestina di cavalli interrotta sui tornanti della Giarremilo, un fenomeno che continua a foraggiare le organizzazioni criminali. E la giornata mondiale del cane, gli amici a quattro zampe sempre più presenti nelle famiglie, aiutano anche a tessere nuove relazioni. Fenomeno Anna, la 21enne che spopola sui social con milioni di fan, è la cantante più seguita in Italia tra i teenager. Calcio, testa al mercato per Catania dopo lo 0-0 col Sorrento, vicine le cessioni di Curado e di Cianci. Il Messina dei giovani pareggia 2-2 con il Potenza all'esordio e stasera tocca al Trapani impegnato a Foggia. Bentrovati, sommozzatori della Guardia Costiera sono di nuovo in acqua nell'area dell'affondamento del Baisan per una serie di accertamenti. Intanto c'è il primo indagato per la tragedia del veliero di lusso colato a picco una settimana fa a Porticello, causando la morte di 7 persone. È il comandante della nave. I magistrati stanno intanto interrogando gli altri membri dell'equipaggio e a breve potrebbero esserci altri indagati. Manlio Viola. È la giornata degli avvisi di garanzia che ipotizzano i reati di naufragio e omicidio plurimo, tutti colposi, per i membri dell'equipaggio del Baiesian, il veliero affondato lunedì notte a Porticello nel Palermitano, causando la morte di 7 persone. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del comandante della nave, il 50enne neozelandese James Catfield, che ha ricevuto la notifica dopo 2 ore di nuovo interrogatorio, sono in corso interrogatori anche per gli altri membri dell'equipaggio, ovvero l'ufficiale in seconda, l'ufficiale tecnico ingegnere, il nostromo e i 2 marinai. In base alle loro risposte, la procura decide a chi notificare l'avviso di garanzia. Ieri il comandante ha risposto sulla posizione della deriva mobile sul portellone aperto e su quanto è scattato l'allarme dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Sono stati ricostruiti anche i circa 32 minuti trascorsi da quando il veliero ha iniziato a imbarcare acqua allo sparo del razzo di segnalazione avvenuto alle 4:38 del mattino. Alla fine degli interrogatori la procura procederà a conferire gli incarichi per le autopsie sui corpi del magnate britannico Mike Lynch, della figlia 18enne Anna, di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, dell'avvocato ed ex procuratore di New York Chris Morvillo, della moglie Nada e dello chef di bordo Thomas Recaldo. Ieri in serata sono rientrati invece a Londra i 6 passeggeri superstiti del naufragio, mentre restano a Palermo tutti i membri dell'equipaggio, comprese le 3 hostess. Infine questa mattina i sub della Guardia Costiera sono entrati in azione nella zona dove è affondato il veliero per eseguire alcune verifiche richieste dalla procura e il controllo su possibili sversamenti di carburante. Al momento le chiusure stagne dei serbatoi della nave, che contengono 18.000 litri di gasolio, stanno tenendo e non si registrano perdite di idrocarburi. E a Porticello ieri sera si è svolto un momento di preghiera sul lungomare per le 7 vittime del naufragio. Marco Gulla. Le indagini proseguono, ma a Porticello ieri sera è stato il momento della preghiera in memoria delle 7 vittime del nubifragio del veliero Baisan. A organizzare la fiaccolata la Confraternita Maria Santissima del Lume dei pescatori. E oggi è un momento molto delicato, molto, perché i 7 che sono trovati per noi sono nostri compaesani e rimarranno per la vita nostri. Anche noi riflettiamo ai nostri territori e non abbandonarci alla tentazione. A partecipare tutte le forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di recupero dei 7 morti della tragedia avvenuta in mare una settimana fa. Siamo vicini perché Porticello, essendo una delle maree più grandi d'Italia e vive di pesca, sa cosa significa perdere i propri cari in mare in una tempesta, e quindi ancora di più sentiamo in modo particolare di dare un cordoglio alle famiglie. È una tragedia che ha sconvolto tutti, anche perché
È una tragedia che si è verificata in un luogo normalmente non protagonista, non teatro di eventi simili, quindi è stato certamente qualcosa di improvviso, di imprevisto e di imprevedibile. Nel frattempo hanno lasciato il molo di Porticello i soccorritori che per 5 giorni, 5 notti hanno continuato le ricerche dei 6 dispersi del naufragio del veliero. Il molo è stato riaperto al pubblico e ai diportisti. Ed è stato fermato a Joppolo Giancaxio, nell'Agrigentino, l'autore del tentato omicidio avvenuto ieri. La vittima, un giovane di 23 anni, rischia adesso di rimanere paralizzato ed è stato trasferito a Palermo. Davide Sardo. Avrebbe schernito e deriso un suo cugino disabile e lui gli ha sparato. Svolta nelle indagini a seguito del tentato omicidio all'alba di domenica a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno arrestato e trasferito in carcere Francesco Russo, 29 anni, incensurato, titolare di un bar panificio in via Kennedy. Sarebbe stato lui a sparare il colpo di pistola contro Tommaso Alaimo, 23 anni, adesso ricoverato in neurochirurgia all'ospedale Villa Sofia a Palermo con il midollo osseo perforato e a rischio paralisi. Prima di sparare, Russo sarebbe stato colpito con un calcio al volto. I carabinieri lo hanno rintracciato fuori dal paese mentre al volante della sua auto percorreva la strada provinciale in direzione Raffadali. Ha consegnato l'arma del delitto, una pistola calibro 44 a tamburo clandestina con un altro colpo in canna. Sia il revolver che i vestiti indossati da Russo sono stati posti sotto sequestro. Quando il pubblico ministero Gaspare Bentivegna e i carabinieri lo hanno interrogato formalmente, lui non ha confermato né smentito quanto già raccontato ai militari e si è avvalso della facoltà di non rispondere. I carabinieri hanno interrogato alcuni ragazzi che avrebbero assistito all'episodio per ricostruire i fatti nel dettaglio. Nelle prossime ore è prevista la convalida dell'arresto. Bruno Arena, 40 anni, titolare di un noto cocktail bar di Catania, il motociclista morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi scontrato con un'auto sull'autostrada A18 Messina-Catania. L'incidente è avvenuto nel tratto fra gli svincoli di Giarre e Acireale in direzione Catania. Il Centauro a bordo di una Triumph si è schiantato contro una Citroen. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore e in autostrada si sono formate lunghe code. Un rumeno di 50 anni senza tetto è stato trovato questa mattina morto vicino al porto di Scogliti nel Ragusano. L'uomo, conosciuto dai frequentatori delle banchine, dormiva in alloggi di fortuna. Il medico legale non ha trovato tracce di violenza. Sta facendo tremare la diocesi di Piazza Armerina la protesta dei fedeli che hanno abbandonato la messa in alcune parrocchie in cui celebravano sacerdoti legati in qualche modo a Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato per violenza sessuale aggravata a danno di minori. L'evento dei giorni scorsi potrebbe ripetersi. I fedeli infatti di altre parrocchie si starebbero organizzando. Gerry Italia. Lo sciopero dei fedeli sta scuotendo dall'interno la diocesi di Piazza Armerina. Il flash mob dei giorni scorsi messo in atto in alcune chiese di Enna, dove officiavano prelati collegati alla vicenda di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno ai minori, ha visto decine di persone alzarsi in piedi e abbandonare le chiese, esponendo all'esterno degli edifici di culto dei cartelli con alcune frasi del Vangelo e uno più grande con la scritta "Non accetto prediche da chi copre un abuso". Un flash mob coordinato contro i silenzi della diocesi di Piazza Armerina e contro i presunti insabbiamenti del vescovo Rosario Gisana, che secondo i giudici del tribunale di Enna che hanno condannato Rugolo avrebbe facilitato con il suo comportamento gli abusi perpetrati dal sacerdote. Ed è contro questo silenzio prolungato della diocesi e del suo vescovo che sostanzialmente i fedeli si sono mobilitati. L'idea è nata da una giovane attrice ennese, Sara D'Angelo, che da anni vive a Bologna. Sembrava incredibile che le loro chiese fossero piene, che nessuno avesse alzato il ditino, e in questo modo Antonio e la famiglia rimanevano soli, simbolicamente con loro tutte le vittime degli abusi all'interno della chiesa. Così ho chiamato Antonio, che all'epoca neanche conoscevo, per raccontargli come stavo, come mi sentivo e proporgli la mia idea. Sara non si aspettava tutto questo clamore, ma adesso intende andare avanti con nuove iniziative. Non mi aspettavo una partecipazione così forte e numerosa e sentita da parte sia di persone lontane dalla Chiesa, ma anche di cattolici praticanti, i miei genitori in primis e tutta la mia famiglia. E poi la gioia è cresciuta ancora di più quando, dopo aver postato il video sui social, si sono unite a noi un sacco di altre persone. Il flash mob ennese potrebbe non essere un caso isolato. In questi giorni diversi fedeli delle parrocchie diocesane si starebbero organizzando per realizzare iniziative simili nelle loro parrocchie. In molti chiedono le dimissioni del vescovo.
A Catania ha aggredito e spinto la madre facendola cadere per le scale perché si era rifiutata di dargli i soldi. È l'accusa contestata a un 35enne pregiudicato con problemi di alcol e droga, che è stato sottoposto all'allontanamento dall'abitazione e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre ed è stato sottoposto al braccialetto elettronico. Corsa clandestina di cavalli sui tornanti della Giarremilo interrotta dai carabinieri, un fenomeno non nuovo, quello delle scommesse clandestine che foraggiano le organizzazioni criminali con cavalli sfruttati e dopati. Tonino De Mana. Sono tra gli animali più sfruttati in Italia e neanche il lockdown per il Covid è riuscito a fermare il business delle corse di cavalli. Lo spettro delle scommesse clandestine della mafia aleggia sulle strade catanesi, da San Giovanni Galermo a Picanello, da San Giorgio a Librino, passando per la circonvolazione di Catania. Ogni rettilineo è buono per sfidarsi e lucrare ai danni di animali spesso maltrattati o dopati, comunque utilizzati per competizioni illegali, come avviene a Paternò, Militello Val di Catania e Nicolosi, quest'ultima località prescelta nel periodo estivo, per evitare i roventi tracciati cittadini. Le cosche catanesi sono quindi attive in provincia. L'ultima trovata o sfida impossibile era stata organizzata sui tornanti della Giarremilo, decisamente più conosciuta per la cronoscalata riservata alle auto, quest'anno rinviata per la caduta di cenere lavica. Ed allora qualcuno avrà pensato bene di far gareggiare i cavalli, fermati però dall'intervento dei carabinieri sollecitati da una serie di chiamate arrivate dalla frazione di Miscarello. Sul posto sono stati intercettati alcuni dei partecipanti provenienti da Catania, Adrano e Paternò, che si sarebbero giustificati dicendo che si trattava di una tradizionale manifestazione agostana. La posizione di alcuni fantini è al vaglio degli investigatori. In attesa che le indagini facciano il loro corso, i militari dell'Arma stanno intensificando i controlli sul litorale ionico tra Mascali e Fiumefreddo, con particolare attenzione a Fondachello, dove la via spiaggia è spesso teatro di corse clandestine. Scommesse che riempiono tasche di gente senza scrupoli, con i social a fare da cassa di risonanza ad un'attività tanto crudele quanto proficua. E non mancano le azioni repressive delle forze dell'ordine con controlli e sequestri nel catanese. Codice penale che prevede pene detentive da 1 a 3 anni e multe da 50.000 a 160.000 euro per chi organizza competizioni illegali che poi foraggiano la criminalità organizzata. 110 migranti sono sbarcati a Lampedusa. Anche stavolta alcuni di loro hanno raccontato di essere stati scortati da un'imbarcazione durante il viaggio delle loro carrette verso la Sicilia. Ieri un altro gruppo di profughi aveva riferito di essere stato accompagnato fino all'ingresso in acque internazionali addirittura da un drone. Il servizio di scorta richiederebbe un costo aggiuntivo rispetto ai prezzi già elevatissimi praticati normalmente agli scafisti per la traversata dall'Africa. Nelle ultime ore in 29 sono sbarcati a Marettimo. E adesso facciamo una pausa, ci vediamo tra poco. Restate con noi. È morto in ospedale un uomo di 63 anni che si è sparato questa mattina a Palermo. Inizialmente si pensava ad una sparatoria, poi è stato chiarito che si è trattato di un suicidio compiuto da un palermitano. Cambiamo decisamente argomento, oggi è la giornata mondiale del cane. Compagni fedeli danno affetto incondizionato e a quanto pare aiutano anche a fare nuove amicizie. Emanuela Corsi. Randaggio di razza, trovatelli, di taglia piccola o grande, non importa. Sono loro, i cani, i migliori amici dell'uomo, capaci di dare amore incondizionato, fedeltà e compagnia al proprio padrone. Sono di ottima compagnia, poi così fedeli, gioiosi, magari le persone ti possono anche ferire. Un cane penso che non succeda mai. Il 26 agosto si celebra la giornata mondiale del cane, istituita nel 2004 con l'obiettivo di rendere omaggio ai migliori amici dell'uomo, ma anche di sensibilizzare sull'importanza del prendersi cura di loro nel migliore dei modi. Il cane, per me è assolutamente tutto, è famiglia, non è solo un amico, è proprio un membro della famiglia. Se negli ultimi anni sempre più coppie scelgono di non avere figli, secondo i dati cresce invece la voglia di adottare un cucciolo. Probabile, perché loro sono bambini che non crescono mai, quindi ti danno tanto amore. È capitato nel mio caso, però
Non ho figli, ma ho un figlio peloso, ho 4 zampe. Viziare il cane o umanizzarlo letteralmente è un errore che facciamo molti in buona fede. È compito nostro appunto far capire alle persone qual è il modo giusto per gestire bene un cane, sia in casa sia fuori. Avere un cane poi aiuta i single, e speriamo soltanto loro, a fare nuove conoscenze. Ci sono stati diversi amori che sono sbocciati in questo parco, comunque si cucca alla grande. Passeggiando il cane, perché la scusa qual è? Come si chiama, quanti anni ha, è maschietto e femminuccio, e alla fine poi ci si scambia il numero di telefono. E dai più giovani arriva un messaggio importante, soprattutto in questo periodo estivo. Non abbandonate i cani, anzi adottateli, ai canili soprattutto. Arte, cultura, sport e spettacolo. Sant'Alfio celebra la sicilianità con la 42esima edizione della Targa d'Argento. Tra i premiati il campione di ciclismo Francesco Moser e il comico Roberto Lipari. Tonino De Mana. Una targa all'ombra del Castagno dei 100 Cavalli, l'albero più antico e più grande d'Europa, patrimonio UNESCO, per un riconoscimento che celebra l'eccellenza tenendo alto in Italia e nel mondo il logo della sicilianità, contribuendo a valorizzare turisticamente il paese di Sant'Alfio. E la comunità di Sant'Alfio si è data appuntamento in Piazza Duomo per una serata all'insegna della cultura e dello spettacolo condotta da Ruggero Sardo e Adriana Volpe. Premiati Francesco Moser, Roberto Gueli, Carmelo Caccamo, Lello Analfino e Salvo Noè. Gag esilaranti garantite dal comico Roberto Lipari. Ho fatto medicina, ho fatto 3 anni di medicina e poi ho lasciato per fare questo mestiere e credo di aver salvato molte più vite non facendola più. Immancabile, la musica siciliana. Anna e il suo grande successo, soprattutto tra i più giovani. A 21 anni è già sul podio della canzone italiana, diventando l'artista donna più ascoltata nel nostro paese, e i fan l'attendono anche in Sicilia. Radio nei locali della Movida. Questa canzone l'avrete ascoltata sicuramente. È una delle hit dell'estate, firmata da Anna. 21 anni, originaria di La Spezia, innamorata della musica sin da quando era piccola. Nel 2020 la sua prima hit, un grande successo. Ci beccavamo nel vendo, sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. E qualche settimana fa è arrivato il suo primo album, Vera Baddy. Tanti featuring, alcuni con Sfera e Basta, Gue e Tony F. Sognano tutti di stare con Anna, ma nessuno ce la fa. Popolarissima soprattutto tra gli under 20, un fenomeno della musica italiana del momento. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Vi aspetto fra pochissimo. Eccoci al calcio. Il Catania, dopo lo 0-0 col Sorrento, vive giorni decisivi sul mercato. Necessario rimpinguare l'organico, ma serve prima cedere. Curado e Cianci vicini a lasciare i colori rossazzurri. Marco Carli. Ripartire dalla prestazione e dal mercato. Settimana importante, decisiva per la società etnea, che deve fare una serie di operazioni in uscita e in entrata. Cellulare bollente per il DS del Catania Faggiano. Tutto parte dalle cessioni, come sappiamo, dopo i tanti ingaggi, soprattutto nel mercato di riparazione della stagione scorsa. Curado all'Ascoli, Cianci verso la Ternana, operazioni che abbassano il monte ingaggi. Ci sono tanti altri giocatori in esubero. Faggiano ne deve piazzare in totale almeno 9, compreso Buà che va alla Carrarese. E poi ci sono da ufficializzare i giocatori che già si allenano col Catania da giorni, e c'è Raimo che arriva dall'operazione Buà. Giorni di gran lavoro che chiudono un agosto pesante per i motivi arcinoti. Fra una settimana la partita col Benevento, con Toscano che ha fatto di necessità virtù, contando sulla buona prestazione dei suoi almeno nel primo tempo a Potenza col Sorrento, e che ha tentato di tenere il gruppo squadra isolato da ciò che succede all'esterno. Quello che succederà in questa settimana sono cose che io per questo sto cercando di gestire bene questa situazione, perché sto cercando di tenere fuori la squadra e tutti da situazioni esterne e di concentrarci sul campo, perché poi quello che possiamo determinare è il campo, fuori non possiamo determinare noi. Pareggio 2-2 ieri sera al Franco Scoglio per il Messina contro il Potenza. Giallorossi a segno con una doppietta del giovane Anatriello. Stasera Trapani impegnato a Foggia. Sergio Colosi.
Rimonta e beffa per il Messina contro il Potenza. Finisce 2-2 esattamente come 4 mesi fa. I giovani giallorossi pagano dazio e inesperienza in occasione del vantaggio al minuto 29 di Caturano, uno che difficilmente perdona un'uscita a vuoto come quella di Curtosi. Per il Messina senza tifosi dei club, in contestazione con Sciotto e con appena 1708 paganti, c'è una montagna da scalare. Modica però è tipo da giocare ad agosto, brutti scherzi a chiunque. Accade così ad inizio ripresa che la coppia Pedicillo-Anatriello, con pochi minuti alle spalle in Serie C, firma la rimonta. Il trequartista costruisce, l'attaccante ventenne di scuola a Bologna realizza la sua prima doppietta da professionista. Il Messina vola e non rischia nulla, il Potenza accusa il colpo. Nel finale 2 lampi, Garofalo fallisce il gol della sicurezza e nel sesto dei 7 minuti di recupero, con Manetta appena espulso, pareggio beffa di Verrengia sul piazzato dell'ex Firenze, che si toglie un sassolino dalla scarpa e manda un messaggio a Modica. Stasera, con inizio alle 20:45, il Trapani misura le sue ambizioni sul campo del Foggia. Lescano insegue il primo centro in maglia granata. Canutero, e di Coppa contro Cavese e Monopoli, cerca conferme, mentre per Kragel, protagonista della promozione in C, potrebbe essere l'ultima presenza con il Trapani. Calcio a 5, la Meta Catania si impone in modo netto nel gruppo eliminatorio di Champions e accede al tabellone principale. I rossazzurri vorrebbero ospitare le partite del girone. Marco Carli. 3 vittorie su 3 partite e anche con punteggi importanti che denotano qualità del gruppo e convinzione. La Meta Catania si qualifica al main round di Champions League e onora ancora di più lo scudetto vinto. L'ultimo successo del girone con i danesi dello Jorring, dopo un primo tempo equilibrato con anche il vantaggio danese. Ecco veemente il ritorno degli uomini di coach Juan Ra. La Meta Catania accelera con Pulvirenti, Arillo e Pod e chiude 6-2. A fine ottobre il girone del tabellone principale con i rossazzurri, che vorrebbero ospitare l'evento al Palacatania. Questo passaggio del turno, oltre a essere, come dire, meritato, debba essere, mi auguro sia l'inizio di una grande esperienza, perché abbiamo fatto richiesta alla UEFA di ospitare il main round proprio a Catania, quindi ci auguriamo che riusciamo, grazie anche all'aiuto della divisione, a portare a Catania questa grande manifestazione che significherebbe per noi fare conoscere ulteriormente Catania e il futsal catanese. Subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, riflettori accesi su Catania, Palermo, Messina e Trapani. E stasera dalle 20:45, sempre su Telecolor, la versione estesa di corner, tutta dedicata al calcio. È l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.